All'arrivo delle sirene della polizia, un muro di moto ha cercato di impedire agli agenti di scendere dall'auto ed identificare i partecipanti al raduno automobilistico clandestino. Teatro delle gare a folle velocità il rettilineo di Via Svezia in zona industriale. Erano quasi 400 tra motociclisti e automobilisti che domenica pomeriggio si stavano sfidando pericolosamente, mettendo a repentaglio non solo la loro vita ma anche quella di un centinaio di persone che stavano assistendo alle gare organizzate per commemorare la scomparsa di Luca Salvadori, noto pilota e youtuber. I poliziotti, nonostante l'accerchiamento, sono riusciti a far disperdere le moto, riuscendo poi ad intercettare una quarantina di giovani, tra cui vari minori, e bloccando lo starter che si trovava in mezzo alla strada, pronto a dare il via alla competizione illegale. I motociclisti, tutti con il casco scuro calato sul volto, avevano rimosso anche le targhe delle moto per non farsi riconoscere. Alla fine la questura di Padova, dopo aver identificato una cinquantina di persone, ha disposto 28 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti giovani. Uno dei presenti, un 53enne, ha inveito e offeso gli agenti minacciandoli di usare il fucile contro di loro e per questo è stato denunciato. Nella perquisizione a casa sono state sequestrate alcune armi regolarmente detenute assieme ad un silenziatore e a varie munizioni non dichiarate. A dare l'allarme della gara clandestina domenica pomeriggio alcuni testimoni. Il raduno abusivo era stato organizzato attraverso il passaparola sui social e in rete.